Marco Bordin. Allora, io credo che siamo tutti d'accordo che la politica non sia eliminabile. Il fatto di avere delle persone che siano votate dalla gente per le loro idee, che rappresentano la gente nell'interesse esclusivo della gente, credo che non sia eliminabile per uno Stato democratico, perché noi vogliamo stare in uno Stato, questo è il problema. Noi vogliamo che l'Italia sia unita e vogliamo che l'Europa ascolti un'Italia diversa, un'Italia più forte, perché crediamo che la somma di più comunità renda il nostro Stato uno Stato assolutamente più forte. Crediamo che questa Europa funzioni male, perché funziona non politicamente, ma è un'unione economica. Quello che manca all'Europa è il fatto che non rappresenta i popoli, non è unità di popoli, ma è una miscela strana per cui c'è una moneta unica e c'è un accordo economico che non diventa mai un accordo politico e di popolo, di nazione. Solo rinforzando la nostra nazione negli impegni giusti, in quello di abbassare le tasse, in quello di diminuire il potere dell'apparato burocratico, in quello di non chiedere il sangue ma cercare di aiutare, perché abbiamo un sacco di popolazione italiana, padovana, veneta che è sotto la soglia di vivibilità e sono italiani, sono veneti, ecco, non sono solo extracomunitari. Allora, ecco, io credo che la soluzione non sia quella di renderci indipendenti, renderci più piccoli, ma di attuare quei sistemi di buona politica che ci diano un'autonomia maggiore, ma che salvaguardino il concetto nazionale di popolo e che lo riportino in Europa in maniera più forte, in modo che il nostro primo ministro, forte di uno Stato alle spalle, si tolga dal gioco delle banche e dal gioco di alcuni Stati che fanno il gioco dalla Bundesbank e via dicendo. Perché solo un'Italia che diventa comunità nazionale, unione di popoli, che si fa carico degli extracomunitari anche se non entrano nei loro confini, che si fa carico di una fiscalità che deve assomigliare, di avere un esercito unico, di essere pronta ad intervenire in favore dei più deboli, ci può dare la soluzione. Per cui la soluzione non è l'isolazionismo, ma è più Italia ed è più Europa. Sì, posso dire velocemente, però io lancio una grande provocazione. Perché se la politica non ci deve essere per forza un'Italia più forte, eccetera, eccetera, voluta dalla politica? E per cui voglio dire, invece la forza è dei cittadini, che devono essere liberi di scegliere anche di quello che devono o non vogliono fare. Per cui la politica invece li sta opprimendo nel fare e basta, anzi nel dare e basta. Per cui o qui c'è un allentamento della politica che si deve limitare, perché ormai è pervasa troppo a tutto, dentro a tutto la politica. Bisogna cambiare la politica, quello? Ah, bravo. Okay. Quello bisogna fare. Bene, cambiarla a favore di chi li vota. Certo. Perché i politici sono al servizio dei cittadini e se sbagliano devono avere delle responsabilità, come noi commercialisti, come tutti, civili e penali. Se no questi continuano a fare quello che vogliono, hanno rubato soldi pubblici ed è rubare soldi pubblici, secondo me, è il reato più grave che possa esistere. Ma è solo una questione di politica, perché poi quando parliamo con i politici, quindi coloro che anche ci governano, senatori, deputati, ne sono transitati segretari di Stato anche queste trasmissioni più volte, loro dicono noi siamo prigionieri dei burocrati. Questo lo dicono sempre, anche, e voi eravate anche presenti, anche ex deputati e senatori. Infatti parlavo di burocrazia prima, se tu bene avete sentito. Per questo dico sono prigionieri, e chi ha fatto l'esperienza magari a Roma dice mai più. Preferisco restare perché è stato traumatizzato da un'esperienza, quindi non so se sia così. Dirti, guarda, non è solo Roma, io che ho fatto una mia piccola esperienza di amministrazione nel comune di Padova, io dal momento che decidevo di fare un giardinetto per i bambini, minimo ci mettevo 6 mesi. E lei citò questo? Può essere, esatto, allora da 6 mesi a un anno per fare una recinzione, perché c'è la burocrazia ovviamente, no? Ma non solo c'è la burocrazia. C'è anche un'Italia che va a 2 velocità, perché quando ci sono regioni, non che la nostra non abbia avuto situazioni di corruzione eccetera, però ci sono i controlli anticorruzione, i controlli antimafia, antiterrorismo, antiriciclaggio, anti-quanti là. Allora io dico una cosa, quando hai fatto un bando di gara regolare dove c'è, no? Cioè i 1000 controlli li farai dopo.
Ma se c'è un'esigenza imminente di un intervento, mi viene in mente i ponti che vediamo cadere adesso, no? Lì mancano soldi per le manutenzioni, ormai siamo tirati all'osso, tutte quante le amministrazioni tolgono locali. La velocità cioè, dell'esecuzione. A un certo punto non ti danno neanche l'opportunità di fare un intervento pronto. Io ero al pronto intervento cittadino, ricevevo centinaia di segnalazioni. Sapete quanti operai ha il comune di Padova che lavorano al servizio cittadini per le buche, le situazioni emergenziali? 6 operai. Vi sembra possibile che una realtà come il comune di Padova, di 200.000 abitanti, abbia 6 operai? E chiaramente c'è il turno di ferie, c'è questo, c'è quello. Io quindi lavoravo come un matto giorno e notte, ero ricordato per questo, assessore H24, perché era la verità, dovevo sopperire io a volte delle mancanze, caricavo io il sale quando c'era la neve a Padova, cioè per farvi un esempio. Allora io dico, è possibile che un comune va in pensione la gente e non possa assumere nessuno perché c'è un patto di stabilità scellerato, perché l'Italia deve dimostrare che risparmia, e io che Comune di Padova sono un comune bravo che ha un tot ha pochissimi dipendenti per numero di abitanti, non posso assumere nessuno? Sono nelle condizioni in cui devo dare nel patto di solidarietà ai comuni che invece sperperano, perché vengono premiati i comuni che sperperano rispetto al comune che invece tiene il bilancio in ordine. Allora il Comune di Padova ha dovuto dare 50 milioni di euro dei padovani al patto di solidarietà ai comuni che invece hanno scialacquato. Sapete quanto il comune, nonostante i grandi sforzi che abbiamo fatto al comune di Padova per il sociale, stanzia per tutti, per il welfare, diciamo, no, del sociale, 32-33 milioni di euro. Siamo riusciti a fare qualcosa in più, grazie a un'operazione, di vendita, inutile che sto qua a annoiarvi, ok? Avere qualche soldo in più da mettere nel sociale, però 50 milioni vanno nel patto di solidarietà. Grazie a un'intuizione di Bitonci che ha fatto un ricorso di Stato, questi soldi dovrebbero restituirceli, non so quando, ma vi rendete conto che il Comune di Padova su un bilancio di 400 milioni neanche 50 milioni deve darli? Lo sai anche te, Rocca, stavo dicendo, sono siamo performanti, siamo bravi e veniamo puniti. Ma sono d'accordo, ti dico di più, che ci tolgono la velocità, perché da quando tu hai l'idea, quando tu passi al progetto preliminare, al progetto definitivo, al progetto esecutivo, e la possibilità senza togliere che se qualcuno fa ricorso ti blocca altri 6 mesi l'appalto, ma ci sono degli stati che funzionano però. Cioè, in alcuni stati la buona politica va, in Austria sono molto più veloci, non abbiamo questa parola. L'Austria è uno stato sono velocissimi, in India, nonostante anche lì la politica voglio dire non sia molto liberale, hanno una velocità pazzesca, ma infatti non per niente gli austriaci che cosa fanno? Chiamano le nostre società e le nostre società vanno in Austria, perché lì hanno un dipendente a loro disposizione solo per la burocrazia che è 1/10 di quella nostra, risolvono i problemi e spendono meno anche come manodopera. Ma infatti l'Austria, questo allora bisogna fare la buona politica che fanno altri stati. L'Unione Europea ad esempio ci stava dando, scusami, ci ha detto fate la riforma degli appalti pubblici perché è un disastro in Italia, no? L'aveva fatto per liberarci un pochettino. Se io adesso vado sotto soglia, per esempio in comune, faccio un affidamento diretto che non si dovrebbe fare mai, ok? Perché voglio la cosa più rapida, non posso farlo perché il garante ha già detto no, comunque sappi che io ti farò dei controlli e delle verifiche. Ma allora uno può lavorare in questa maniera qua. C'è l'Unione Europea, ci sta anche facendo un po' da madre, ci dice attenzione su queste robe qua, cerchiamo di poi una riforma che ci ha messo 6 mesi a farla Renzi, 6 mesi ci ha messo, quindi ha ritardato tutti i lavori pubblici dell'intera nazione italiana per 6 mesi perché era scritta male, rifalla, maloppo così che io a studiarmelo sono diventato matto, va bene, ho dovuto chiamare avvocati, commercialisti per farmi dare una mano per capire cosa era scritto, e ci ha ritirato di altri, in un momento di crisi mi ritardi in altri 6 mesi i lavori. Mirta. Ma difatti l'Austria funziona perché è uno stato piccolo, è uno stato efficiente perché è vicino ai cittadini. Purtroppo è così, gli stati più efficienti sono quelli più piccoli, a parte i cittadini. Tu mi fai il caso dell'India, ma l'India è un altro mondo. L'India è un altro mondo. Allora se preferisci la Cina, l'Austria, insomma, non lo so, solamente no. Sono regimi diversi però. Ma sono strutturati in maniera diversa. La Cina è un continente. Gli stati che in Europa sono più efficienti sono quelli più piccoli a portata del cittadino. Ok, lo stesso Regno Unito era comunque uno stato con larghissima autonomia, la Scozia è praticamente uno stato, il Galles ha tantissima autonomia su tantissimi capitolati, cioè è solo in Italia che siamo in uno stato centrale, e non è vero che unire più comunità diverse funziona, e l'Italia lo dimostra, cioè unire realtà così diverse come le nostre non ha funzionato. Se dopo 150 anni il senso di stare insieme, che non è ancora
me, vuol dire che mai emergerà. Anche di unità, ricordiamoci che c'è ma allora siete voi, ma allora però siete voi che Italia Unita è morta, sì, ma allora mi riferisco ma allora siete voi che parlate di scusa, ma siete voi che parlate di storia, infatti, ma siete voi che parlate di storia e di passato, non noi, perché spesso accusate noi di parlare di passato. Adesso siete voi che lo parlate, perché io non ho mai parlato di passato, né di etnia, né di tutte queste cose importanti però. Ok, ma anche noi abbiamo una storia, abbiamo dei sentimenti. No, però io chiedo, adesso siamo in chiusura, proprio faccio la buttata lì perché poi è ricorrente, dopo inutile. Ma sì, no, posso rispondere telegraficamente. Ma la globalizzazione, con quello che stiamo vedendo che succede, è stata la soluzione di tutti i mali, così come sembrava, e quindi anche estesa al nostro paese, oppure adesso sta diventando un grandissimo boomerang di cui forse non ci rendiamo neanche conto? Guarda, dico no, e anzi adesso la tendenza è di tornare indietro. Trump e la Brexit ne sono la dimostrazione. La globalizzazione ha prodotto un fenomeno inverso di quello che si pensava. Si pensava che la globalizzazione andasse a omologare tutti, creasse un unico grande Stato globale. In realtà il numero di Stati in 50 anni sta aumentando perché gli Stati più piccoli, quelli più a parte di uomo, funzionano meglio e quindi le persone dicono sì, siamo in un mondo globalizzato, è inutile negarlo, con internet possiamo prenotare un viaggio nel giro di un'ora da parte del mondo, va benissimo. Le migrazioni sono frutto della globalizzazione. Va benissimo, però voglio che lo Stato in cui vivo sia efficiente, mi sia vicino, funzioni e questo i grandi Stati nazionali, così come concepiti, non lo hanno mai dato. Ma la globalizzazione invece deve essere un aiuto alle realtà più piccole e invece probabilmente, come sempre si è verificato l'effetto esattamente contrario, ha portato un effetto probabilmente, io spero, mi auguro, come era voluto. Certo che effettivamente ad oggi non ti puoi chiudere nel tuo staterello, nel tuo orto, se no ti devi prendere una baita su a 4.000 metri. Cioè gli Stati Uniti sbagliano? Gli Stati Uniti... Perché sono nel grande orto, si stanno chiudendo. Allora, ecco, cioè, tu devi capire che lo Stati Uniti effettivamente non è Veneto. Gli Stati Uniti potrebbero vivere anche di vita propria, paradossalmente. Quello che a me preoccupa però, che siccome poi la globalizzazione è in atto e c'è, non vorrei mai loro, per restare nel loro staterello, per poter sopravvivere, vivere bene come vogliono, si innescano guerre inutili. Quindi c'è questo timore. Segretario? La globalizzazione, per quanto mi riguarda, diciamo dal mio punto di vista, ha accresciuto il livello di benessere nel mondo. È stato un valore aggiunto che il limite che ha oggi la globalizzazione è questo, che in questo aumento diffuso della ricchezza sono aumentate le distanze. E allora qual è la ricetta della globalizzazione secondo me? Regolarla, governarla. Non essere spaventati perché non riusciamo a fermarla, nessuno riesce a fermarla, va soltanto governata e regolata. Quello che volevo dire io era questo: non la fermi la globalizzazione. Non è che se noi diciamo che siamo contrari a un fenomeno importante come la globalizzazione si blocchi, non vada più, ma bisogna gestirla e per adesso è stata gestita oggettivamente nella maggior parte dei casi male, ma io non posso non sperare che la buona politica non arrivi a una globalizzazione che ci dia ancora di più effetti positivi di quello che ci ha dato. Basta, ho detto, siamo fuori tempo massimo. Io vi ringrazio tutti quanti per il vostro intervento. Non siamo riusciti a trattare un altro tema, lo affronteremo la prossima settimana, quindi avremo anche più elementi in mano. Grazie a tutti quanti voi, grazie a voi telespettatori. Vi lascio la pubblicità Quinto Piano e poi naturalmente alla chiusura. Grazie.